Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bisogna mettere mano, lo diceva qualche tempo fa il Presidente della provincia di Vibo, lo ha detto anche il Presidente della provincia di Cosenza Iacucci, non ci sono le risorse per intervenire su strade e scuole e allora i risultati sono questi. Andiamo a vedere cosa è successo e cosa succederà al liceo Fermi, il noto liceo di Cosenza, che non aprirà i battenti per questo anno scolastico, almeno non lo farà sicuramente nei primi giorni. Sentiamo. C'è una scuola che chiude prima di aprire. A poche ore dall'inizio della stagione scolastica, il liceo Fermi di Cosenza è costretto a sbattere le porte in faccia a nuovi e vecchi alunni. L'edificio è inagibile, lo hanno stabilito i rilievi effettuati in diversi sopralluoghi dei tecnici della provincia. Lo stabile, risalente agli anni 60, realizzato in calcestruzzo armato, è addirittura a rischio crollo, anche in assenza di eventi sismici. Paradossalmente, il vecchio plesso, sito in via Molinella, è in condizioni decisamente migliori. Quando siamo andati a fare le indagini molto approfondite, fatte in più laboratori, è venuto fuori che quella è una scuola che, oltre ad avere problemi in caso di terremoti o eventi sismici, ha problemi di carichi statici. Quindi ha problemi anche in una condizione non di straordinarietà, ha problemi di stare in piedi, ecco. È una scuola che rischia di collassarsi e quindi noi abbiamo deciso con grande senso di responsabilità di togliere i ragazzi, spostare la scuola in due plessi sempre vicino alla scuola principale, che è quella di via Molinelli, su Viale Parco, nell'istituto Pezzulla e nell'istituto Monaco. Non sarà un anno facile per gli studenti, costretti a essere ospitati in altri istituti e a subire riduzioni all'orario delle lezioni. Il presidente della provincia di Cosenza, Iacucci, proprio nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme sulla situazione dell'edilizia scolastica e sulla mancanza delle risorse necessarie per effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Non ci sono altre scuole in queste condizioni. Ci sono scuole nella provincia di Cosenza, la provincia di Cosenza, come voi sapete, è una provincia vasta, ci sono 126 istituti superiori, hanno bisogno alcuni istituti di essere adeguati sismicamente, ma le condizioni che abbiamo trovato al Fermi non esistono in altri istituti.